Siamo qui con la signora Maria della trattoria Coan di Corvignano. Cosa è successo, signora? Niente, alle 11 ieri sera per l'ennesima volta abbiamo avuto l'acqua in tutto il locale. Danni? Danni sì, fortunatamente un po' meno rispetto al 2020, ma perché? Perché ci siamo tutelati e in questi anni ci siamo protetti con paratie, con muretti, cemento, quindi abbiamo cercato di salvare il salvabile, ecco. Ho visto che c'era un cancello fuori lì, a cosa serviva? Il cancello, abbiamo fatto un cancello stagno proprio per questo problema e infatti all'esterno l'acqua era 1,20 m. È servito a qualcosa? Tanto, ha aiutato, sì, ci ha aiutato. E questa è la seconda volta che andate sotto, mi sembra, no? No, beh, questa è già la quinta volta. Quinta volta. Sì. Dal? La prima volta nel 2002, 6 giugno 2002. E poi le altre volte? Sì, poi è stata nel 2018 altre 2 volte, 2020, dicembre. Quindi un problema che andrebbe risolto. Cosa si potrebbe fare secondo lei? Ascoltare un po' di più i cittadini, Ecco, che forse qualche soluzione la troviamo. benissimo. Quindi qua mi diceva c'era il locale pieno ieri sera quando era successo, poco prima, sono andati via tutti? Sì, un attimo prima è uscita la gente, ma proprio perché era da un po' che c'era una pioggia torrenziale, appena sballato sono usciti e appena usciti è entrata l'acqua e il fango. Quindi adesso siete chiusi per qualche giorno? Ma noi vogliamo ripristinare il più presto possibile, come abbiamo fatto nel 2020, nonostante molti danni in più. Nel giro di 3 giorni siamo riusciti a aprire, ma grazie solo alla bontà degli amici Che sono venuti a aiutarvi. sempre presenti e sempre che danno una mano. E Altri magari mancano, ma gli amici non mancano mai. Dei danni che avete avuto nel 2020 avete ricevuto qualche aiuto dalle amministrazioni regionali? Dall'amministrazione regionale abbiamo ricevuto 10.000 euro. A fronte di? Di quasi 200.000 euro di danni. Benissimo. Quindi adesso avanti sempre, mi diceva che non ha dormito niente, questo no. No, È qui da ieri sera. Sì. Loro mi hanno aiutato fino alle 2 di notte. E qui siamo oggi già a mezzogiorno quasi. Sì. Benissimo, grazie signora. Niente.